Sul piatto ci sono quasi 2 milioni e mezzo di euro che l'Europa ha messo a disposizione tramite i progetti Interreg per aiutare le autorità locali a identificare e implementare soluzioni a lungo termine sia nella mobilità che nella pianificazione territoriale per ridurre gli impatti di CO2. L'obiettivo dichiarato è quello di trovare soluzioni sostenibili per rispondere al costante aumento del volume di traffico nell'area alpina. Facile da dirsi, difficile da attuare in una provincia come quella di Belluno che oggi si trova a un bivio. Rispondere alla sfida dei mondiali e delle Olimpiadi con le poche infrastrutture esistenti e contemporaneamente cercare soluzioni per disincentivare l'uso delle auto che stanno letteralmente soffocando le strade. Bisogna veramente studiare un modello di mobilità sostenibile, modelli che vanno attraverso qualsiasi tipo di spostamento. Noi nel nostro prodotto turistico spingiamo molto per esempio il cicloturismo, e il cicloturismo sta dando degli incredibili apporti. La Fondazione UNESCO guarda con attenzione alla necessità di riequilibrare il turismo che in alcune aree sta superando i limiti di capienza, emblematica la vicenda legata all'ipotesi di chiudere i passi dolomitici. La direzione credo che sia unica e incontrovertibile. Non possiamo pensare di continuare ad aumentare il traffico privato sui passi dolomitici, questo è poco ma sicuro. Stop all'invasione di massa che porta solo sovraffollamento e accumulo di rifiuti, il pensiero che l'assessore all'ambiente del comune di Belluno Stefania Ganz ha portato al convegno sul tema del turismo innovativo organizzato da Consorzio Bimpiave nell'ambito del programma Interreg. Il turismo, quello che già usa i mezzi pubblici, quest'anno è aumentato del 30%. Il trasporto è semplicemente un modo per viaggiare, per vedere il territorio, quindi noi siamo già il territorio, siamo questa connessione tra il mondo del turismo e il mondo dei luoghi.